Amici, buongiorno, ben ritrovati sul canale, ben ritrovati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica Che fine hanno fatto? Dove ce ne andiamo oggi? Ce ne andiamo in provincia di Arezzo, per la precisione a San Giovanni Valdarno, 16.000 abitanti, per parlare della San Giovannese, una squadra storica per la Serie C, storica per la Toscana, fondata nel 1927, come la Roma peraltro. E che ha al suo attivo 26 campionati di Serie C suddivisi tra Serie C unica, C1 e C2. Ha anche uno scudetto dilettanti, scudetto di Serie D, vinto nella stagione 99-2000, quando iniziò un po' quello che poi è stato il momento più alto della propria storia. Tra l'altro già più o meno a metà negli anni 30 e gli anni 40 la San Giovannese si affaccia per la prima volta in terza serie, in Serie C, e poi ci torna tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. E poi, dopo aver vissuto tanto tempo tra i dilettanti, anche con qualche difficoltà economica, il ritorno in Serie C, in C2, che vi dicevo prima, con all'inizio degli anni 2000, alla fine degli anni 90, con la promozione in C2 nella stagione 99-2000. Tra l'altro in quel periodo giocava anche Francesco Baiano nella San Giovannese, un pochino dopo, perché prima giocava nella Pistoiese in Serie B e poi lui si era stabilizzato in Toscana dopo gli anni alla Fiorentina. Ricorderete Baiano anche al Foggia. Insomma, più o meno alla metà degli anni 2000 gioca anche nella San Giovannese. E all'inizio degli anni 2000 arriva anche la promozione in C1, che è la posizione più alta della San Giovannese nella sua storia. Nel 2003-2004 arriva la promozione in C1 dopo aver vinto la finale playoff con il Gualdo, e nel 2005-2006 addirittura fa la semifinale per la Serie B, la semifinale playoff per la Serie B, che perde con il Frosinone, o meglio finisce con un doppio 0-0 che porta in finale il Frosinone, che poi vincerà la finale col Grosseto, andando per la prima volta in Serie B, ma la miglior posizione dei ciociari in campionato condanna la San Giovannese, che cade poi in C2 nel 2008. E l'ultimo anno tra i professionisti è il 2010-2011, sempre in C2, poi mancata iscrizione con fallimento e ripartenza dall'eccellenza. È pure tornata in Serie D negli ultimi anni, ma è retrocessa in eccellenza nel 2025 e si trova anche oggi alla fine della stagione 2025-2026 in eccellenza, non essendo arrivata la promozione e il ritorno in Serie D, anche se quest'anno ha vinto la Coppa Italia Dilettanti della Toscana proprio nel 2026, ma non è bastato per riguadagnare almeno la Serie B. 26 campionati tra i professionisti per la San Giovannese, che oggi si trova un po' in difficoltà, ma noi proprio questi club andiamo a cercare, e faremo così anche lunedì prossimo, cambiando regione, cambiando squadra e cambiando ovviamente storia. Ciao!